le tredicesime sono a rischio. L'allarme è quello lanciato dalla CGA e si basa, come spiega il suo segretario Giuseppe Bortolussi, non tanto su dati statistici, ma sulle storie di quei tanti imprenditori che si sono rivolti all'associazione di Mestre chiedendo aiuto, vista la difficoltà da un lato a far fronte alle scadenze fiscali, dall'altro a pagare le tredicesime. O pago questo o pago quello, cioè o pago INPS, pago INAIL, pago IRPEF, pago IRES, oppure pago le tredicesime. Proprio nel periodo natalizio, spiega Bortolussi, gran parte delle aziende del nostro territorio realizzano il 30-40% del loro fatturato, ma alla luce delle difficoltà si rischia di entrare in un circolo vizioso. Quindi, se da una parte la gente non consuma, questi non hanno i soldi per le tredicesime, ma se non pagano le tredicesime si crea un circolo vizioso perché la gente che non le riceve non consumerà. Nel caso poi le tredicesime dovessero arrivare, in gran parte finiranno per il pagamento di bollette, assicurazioni, tasse. Secondo me queste tredicesime sono a rischio, nel senso che i consumi, i regali che si facevano con le tredicesime sono a rischio. Cerca di lanciare un messaggio di ottimismo il presidente di Confcommercio Veneto, Eugenio Gattolin, che se da un lato conferma il momento di difficoltà con un calo dei consumi, dall'altro però conferma l'impegno delle aziende ad assicurare il pagamento delle tredicesime, auspicando poi che il periodo natalizio spinga comunque ad una ripresa. Le imprese stanno facendo di tutto per poter erogare la tredicesima. Vediamo anche i nostri consorzi FIDI stanno lavorando molto per sostenere queste imprese nel loro fabbisogni di liquidità. La prima spesa sarà rivolta al pagare i mutui, pagare tutti quei debiti, quegli impegni fiscali che hanno una scadenza proprio a fine di questo mese, alla fine di questo mese. Però penso che comunque l'atteggiamento di attenzione ai consumi, di propensione all'acquisto troverà comunque uno spazio comunque importante. Intanto, proprio per aiutare le aziende a far fronte sia al pagamento di imposte e tasse, sia a garantire l'erogazione della tredicesima mensilità, Unindustria Treviso ha promosso specifici accordi con alcune banche per garantire linee di finanziamento a breve termine a favore delle imprese associate, assicurando la liquidità di cui hanno bisogno in questo periodo dell'anno. A confermare l'importanza dell'iniziativa, ma anche le difficoltà degli imprenditori, il numero di richieste di finanziamento arrivate in poche settimane, 200 a fronte delle 150 presentate lo scorso anno.